Grazie per essere qui stasera, di aver accettato l'invito. Era necessario vederci perché in questo momento la cosa più importante, anche per un partito, sono le relazioni umane. Quello che a volte dimentichiamo è che la politica è fatta comunque di persone, di uomini e donne, di varie età, di varie provenienze, che però hanno in comune un obiettivo. Quindi il fatto di vederci stasera è per confermare questo obiettivo. L'obiettivo è il bene comune, in questo caso del Veneto, visto che stiamo parlando di elezioni regionali. Quindi doppiamente grazie per essere qui e condividere questa necessità e questa relazione tra di noi. La notte del 31 maggio, andando verso il 1° giugno, abbiamo tutti un po' sofferto man mano che arrivavano i dati. E la mia sofferenza più grande, che ancora sento dentro, è che non siamo riusciti a farci capire dal Veneto col nostro progetto di governo di questa bellissima regione. Quello che ci aspettavamo era una risposta molto più ampia, e invece è arrivata questa risposta. Allora è inutile adesso piangere sul latte versato, è inutile dare giudizi a destra e a manca. L'unica cosa da fare è guardarci dentro ognuno di noi e vedere da dove ripartire per raggiungere di nuovo questo obiettivo. Quindi partiamo già da stasera, da domani, da dopodomani, con gli altri che sono stati eletti, con Alessandra Moretti che vi saluta tutti, ma purtroppo sapete che in questo momento a Roma c'è la direzione nazionale convocata, e quindi sia Alessandra Moretti sia Roger Demenec, segretario regionale, che speravano di essere qui stasera, purtroppo non riescono a essere contemporaneamente in tutte e due le parti. E comunque insomma vi salutano tutti e vi ringraziano. Qui c'è Marco Stradiotto, segretario metropolitano, che li rappresenta e lo ringrazio per essere qui, e ci siete comunque tutti voi. Io non lo farò molto lunga, dico solo 3 cose in sintesi. Il buon contadino, per avere un buon vino, e ne avrete una prova spero stasera assaggiando quello che ho portato, prima avete visto che sono sceso dalla macchina a portare la damigiana di vino, non è che può inventarsi tante cose, ha 2 possibilità: o trova un'ottima enoteca e si fa fornire l'ottimo vino che abbia tutte le credenziali, oppure si mette a coltivare la vigna per produrlo, sperando che non succedano grandinate, a volte succede anche questo, sperando che non ci siano malattie, a volte succede anche questo, come è successo l'anno scorso tra l'altro. Comunque alla fine il frutto arriva, e il frutto non si improvvisa, è la conseguenza di tanti gesti quotidiani, di tante attenzioni, di tante fatiche, di tanti sudori, che non sono solo l'effetto personale, sono l'effetto di tante cose, di tante persone, di tanti contributi e tanti sforzi. Quindi il progetto del Veneto che abbiamo in mente e che dobbiamo far passare e trasmettere sarà il frutto dello sforzo di ciascuno di noi. E quello che chiediamo a tutti è di dare il proprio contributo in maniera convinta. Seconda cosa, per me, per noi la politica è un servizio, è una parentesi della vita. Io ho cominciato tardi, avevo già 40 anni, avevo già una famiglia, avevo già, tra l'altro la saluto a nome vostro, sono qui presenti, Stefania, si alzi in piedi che sono un po' cieco, non aveva, eccola là in fondo, Marta, in piedi, Sara è già in piedi, alza la mano che non ti vedono, Esther,
Esther, alzati che non ti vedo, è la più piccola. Quindi la buona politica è fatta anche appunto di relazioni quotidiane, familiari, e su questo credo che ci sia la necessità di dare un ringraziamento da parte mia a tutte e quattro loro per avermi sopportato in questa campagna elettorale difficile. Io magari quando sono fuori non tanto, ma quando sono a casa i pensieri mi provocano un effetto così immediato, che è il silenzio. Per cui loro sono bravissime a interpretare i miei silenzi e capire cosa voglio esprimere. E quindi le ringrazio doppiamente per questo. Qui ci sono tante persone che hanno lavorato con me, il comitato, Benito Agnelli che è qui davanti e che anche adesso sta lavorando per riprendere e rilanciare il messaggio che troverete nel sito i prossimi giorni, e tutti gli altri, adesso non riesco a fare i nomi di tutti, ma insomma sono tante persone che mi hanno accompagnato dall'apertura che abbiamo fatto a fine marzo a oggi. E poi ci siete tutti voi che ognuno nel proprio piccolo ha dato un contributo determinante. Questa sera non so se è già arrivata, dovrebbe arrivare Francesca Zottis. C'è? No, non c'è. Comunque arriverà tra poco e magari facciamo dire anche a lei due parole, che sarà con me dentro al gruppo consigliare per rappresentare la provincia di Venezia, e sottolineo, rappresenteremo tutta la provincia di Venezia, Venezia compresa, perché il nostro compito non può avere confini. Io in questi 5 anni ho fatto 150.000 chilometri con la mia macchina, e se fate il conto, anche andando tutti i giorni da Noale a Venezia non arriviamo a 150.000, perché sono chilometri che ho fatto andando da una parte all'altra della provincia, da Cona, Cavasere, Chioggia, a Portogruaro, a None Veneto, eccetera, e qualche volta anche fuori provincia, anche a Belluno, a Treviso, a Rovigo, a Padova, a Verona, a Vicenza. Perché il mandato non ha confini, perché i temi che abbiamo trattato in questi 5 anni sono temi di portata ampia regionale. Ci sono però dei temi specifici di Venezia che dobbiamo da subito rilanciare. Il primo è la città metropolitana, il secondo è la programmazione del territorio, e quindi tutto quello che serve a dare un nuovo modello di sviluppo che crei lavoro, perché dal lavoro il Veneto può risalire, altrimenti tutto il resto non ha senso, e i servizi alla persona, servizi sanitari, sociosanitari, servizi di trasporto, servizi di formazione, dalla prima infanzia fino alla formazione professionale, tutto quello che è dentro al nostro programma e che dobbiamo riprendere per il futuro. Quindi la sfida è alta, 5 anni di opposizione ancora fanno probabilmente solo al pensiero dire ma insomma sarà durissima, però la convinzione che non siamo da soli dentro al gruppo consigliare, che insieme a noi ci siete tutti voi e c'è un partito alle spalle, ci spinge ad andare avanti. Quindi io concludo, perché tra poco arriverà anche il cibo e è giusto fare un po' di festa. Però volevo veramente far passare questo messaggio. Siamo tutti coinvolti, abbiamo bisogno di tutti, siamo tutti utili, nessuno indispensabile, tutti a servizio di questo grande progetto per un Veneto che deve guardare al futuro e non rifugiarsi nel passato. La sintesi è quella che dicevo stamattina parlando con qualcuno. Il nostro obiettivo con Alessandra Moretti era ed è ancora il coraggio di cambiare. Il Veneto ha scelto Zaia perché ha dimostrato la paura di cambiare, e forse questa paura siamo stati noi stessi a trasmetterla. Quindi cominciamo da noi, tiriamo fuori il coraggio e il Veneto sarà senz'altro migliore.
Grazie. Io adesso volevo Roberto Piccoli, che ringrazio perché è il presidente della Robeganese che ci ospita stasera in questa struttura, e aveva bisogno anche lui di dire due parole, dopodiché sospendiamo e riprendiamo magari a metà serata. Buonasera a tutti, sono Piccoli Roberto, presidente della Robeganese. Volevo complimentarmi personalmente con Bruno Pigozzo. Prima abbiamo fatto due conti, ci conosciamo da 18 anni, quando ci siamo incontrati per la prima volta in sede che era un poco più di un magazzino, e da lì sei diventato sindaco per 2 mandati. Adesso sei consigliere, chissà che la strada ti augura tanta fortuna e che la prossima volta non diventi anche presidente. Te lo auguro con tutto il cuore. Te lo auguro con tutto il cuore. In merito a questo, e lasciamo mangiare, noi come Robeganese per riconoscenza ti abbiamo fatto, perché tu possa ricordarci, una targa. Grazie. Ecco. Avevamo fatto anche una targa per Alessandra, ma dopo l'ultimo minuto è andata via. Spero che tu possa essere portavoce e gliela dia. Grazie ancora. Grazie Roberto, farò senz'altro da portavoce e anche da porta targa in questo caso. Marco, due parole anche da parte tua, se magari, visto che siamo velocemente, dopodiché partiamo. Dai, ti prendo in contropiede, ma due parole. Allora, la Zotti se a Spinea sta arrivando, perché mi ha mandato un messaggio, quindi poi Bruno ha già detto tutto. Se fosse andata diversamente, cioè avessimo vinto, state tranquilli che non sarebbero andati a fare alla direzione nazionale, ma Alessandra e anche Roger sarebbero qui. Purtroppo le cose sono andate bene, perché diciamo che il Partito Democratico ha fatto una scelta di come costruire le liste. Il fatto che la lista, come è uscita dai circoli, sia di fatto anche il risultato delle preferenze, dà la dimostrazione che la qualità delle persone era già stata valutata da chi li conosceva ancora meglio, no? Perché gli iscritti conoscono meglio di chiunque altro. Poi gli elettori hanno confermato questo dato, perché se andiamo a vedere i primi 3, sono i primi 3 che erano in quella lista, che era il risultato che era saltato fuori ascoltando quelli che erano i nostri circoli. Purtroppo rispetto al disegno che noi avevamo in testa ci sono mancati. Guardate, io sono profondamente deluso di una cosa, perché mi aspettavo almeno che in provincia di Venezia vincesse Alessandra Moretti, almeno in provincia di Venezia. Non ha vinto neanche in provincia di Venezia. Non è colpa di Alessandra Moretti, nel senso che Alessandra le ha provate tutte, insieme con lei i candidati eccetera. Se non ce l'abbiamo fatta, perché l'obiettivo era quello di governare il Veneto, perché il Veneto va governato in modo diverso, qualche errore l'abbiamo commesso, io per primo. Rispetto a questo cosa dobbiamo fare? Ripartire da questo risultato, ripartire da Bruno e da Francesca, che non sono i candidati di Salzano, Noale e San Donà, ma sono i candidati di tutta la provincia di Venezia. E rispetto a questo, siccome ho letto sui giornali che alcune parti del nostro territorio si sentono orfani, potremmo anche dire che ci sono alcune parti di questo territorio che esprimono 4 parlamentari. E cosa vuol dire? Non credo che quando fanno le... Io conosco perfettamente come opera Bruno, come opera la Francesca, siamo certi, e tant'è vero che qua la caratteristica di Bruno è che lui ha preso voti in tutti i comuni, perché è stato sentito come un candidato, come una garanzia. Quindi scusatemi se ho aperto questa parentesi, ma volevo solo concludere nel dire: partiamo da Francesca e da Bruno. Poi Francesca penso gli dirà 2 parole, in maniera che per chi non la conosce avremo avuto modo anche di conoscerla tutti quanti, per capire che ripartiamo e costruiamo comprendendo che se non siamo riusciti a vincere qualche problema c'è, di interpretazione innanzitutto di quello che vogliono i veneti da noi. Un anno fa a quest'ora non toccavamo terra, perché da queste parti il PD aveva preso il 42% dei consensi, a Venezia il 46% dei consensi. Avevamo ricevuto un sì, ma forse non sapevamo un sì a quale domanda. E rispetto a questo dobbiamo fare una grande analisi per capire perché tanti elettori che un anno fa ci hanno votato sono restati a casa, o anzi hanno preferito magari votare qualche lista civica
immagino quella di Zaia, non le nostre, perché se fosse stato le nostre sarebbe andata sulla Moretti, ma non è successo questo, perché anche quell'operazione, che esempio su cui io credevo molto, purtroppo si è dimostrata fallimentare. Allora, rispetto a questo, quello che dobbiamo fare è partire dai nostri errori, consapevoli che sarebbe grave dire abbiamo perso per colpa del segretario regionale, per colpa del segretario provinciale, per colpa del candidato presidente. Sicuramente ognuno di noi ha le sue responsabilità e noi ci mettiamo ovviamente a disposizione, ma dobbiamo partire da qua per capire perché non siamo riusciti a interpretare quello che gli elettori volevano dirci in questi mesi e ci hanno detto domenica scorsa, perché tanti ci dicono che vogliono un Veneto diverso, ma nel momento cruciale hanno avuto paura di rischiare con noi. Io chiudo qua e vi auguro una buona cena. Grazie Marco, avanti tutta, anche perché domenica per chi di voi è elettore o elettrice di Venezia c'è il ballottaggio e Felice Casson è il nostro candidato che deve vincere a Venezia, quindi i vostri contatti su Venezia, mi raccomando, telefonate, incontrate gli elettori e dite di partecipare alla votazione del ballottaggio e chiaramente di votare Felice Casson. Avanti tutta e ringraziamo Massimo e vabbè, insomma, i nostri accompagnatori musicali di stasera che ci allieteranno un po' la serata. Buon appetito a tutti!